Assessore Santora, oggi due interventi di housing sociale, che è l'edilizia per una fascia che non riusciva a entrare negli interventi precedenti, a Lignano, al posto della caserma dei Carabinieri, a Udine, vicino alla stazione ferroviaria, vicino alla ferrovia. Sì, sono le realizzazioni che si stanno appunto iniziando. Qua vediamo un cantiere che già sta lavorando agli interrati. A Lignano abbiamo posato la prima pietra per cantieri di housing sociale, questi nuovi interventi che intervengono in quella fascia a dare risposta a casa, a quella fascia di popolazione che è troppo ricca per entrare in case ATER ma è in sofferenza sul mercato privato. Due luoghi scelti attentamente insieme a Cassa Depositi e Prestiti e al Fondo Immobiliare, perché questo strumento è uno strumento che deve essere ben ponderato, in quanto deve dare un esito, un affitto, un conto vendita che sia appunto competitivo rispetto al mercato. Qui ci sono 56 alloggi, a Lignano altri 20 e quindi iniziamo appunto questa nuova modalità insieme al Fondo Immobiliare selezionato dalla Regione con procedura pubblica nel 2014.